Un caro saluto a tutti e a tutte. Innanzitutto un caro saluto alla piazza di Roma e di Milano, di Torino. Siamo in tanti. Un saluto ai segretari di tutti i partiti del centro-sinistra, al Popolo Viola, a tutte le associazioni che hanno aderito, a tutte le piazze d'Italia. Grazie. Grazie a tutti. Ci diamo questo saluto con la consapevolezza che oggi siamo qui insieme a fare una cosa giusta per il nostro Paese. Siamo qui a manifestare. Lo rivendichiamo come un diritto, è un diritto dei cittadini, delle cittadine, dei giovani, delle donne, di chi appartiene a un partito, di chi non è iscritto neanche ad un'associazione. Ha il diritto di dire quello che pensa, di manifestare la propria indignazione. Ma per noi oggi è una giornata importante perché insieme al diritto di manifestare noi abbiamo avvertito il dovere di manifestare. Brava! Perché è un dovere. È un dovere. Dire a questo nostro straordinario Paese da ogni piazza, dire che quello che sta avvenendo è molto grave. E noi siamo qui non per esprimere, come ha detto il nostro Presidente del Consiglio, perché è il nostro Presidente del Consiglio, che noi siamo grotteschi. Non ha perso occasione per dimostrare ancora una volta la sua alta considerazione della democrazia, il rispetto che porta a milioni di persone che ieri, oggi, nei prossimi giorni manifesteranno e continuano a manifestare. Sì, noi vogliamo dire a questo Paese che quando è stata approvata la nostra Carta Costituzionale, ed è stata approvata dopo una guerra, dopo quella lunga resistenza che ci è stata qui ricordata, che ha visto i giovani, le donne, gli uomini di allora dare la vita, dare un pezzo di vita comunque per la libertà e per la democrazia. E la nostra Costituzione è nata lì. Ed è stata per tutti questi lunghi anni il nostro punto di riferimento. L'Italia ha passato momenti difficili, ma noi avevamo un punto di riferimento che era la nostra Costituzione. Potevamo pensarla in maniera diversa, appartenere a partiti politici diversi, ma lì c'era un punto di riferimento per tutti, condiviso. Per noi quello è ancora un punto di riferimento fondamentale. E quando c'è qualcuno che vuole portarcela via, che lo umilia ogni giorno, noi sentiamo il dovere di dire che non glielo consentiremo. E in quella Costituzione c'è un primo articolo straordinario. Parliamo prima della seconda parte. Della prima parte, quella del diritto della Repubblica fondata sul lavoro, che il ministro Brunetta può cambiare, la commentiamo dopo.